Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuto professor Prodi, benvenuto dottor Giannini. Quello che ci propongono i nostri due autori questa sera è un libro che ha un lungo viaggio nel tempo. Parte dalla caduta del muro di Berlino, caduta dalla quale speravamo si sarebbe creata una pace nel mondo, e arriva fino ad oggi, passando per la guerra dell'ex Jugoslavia, per le Torri Gemelle, per la rabbia dell'Islam sempre più crescente, per il riposizionamento delle varie grandi potenze, Russia, America, Cina, e l'emergere di quelle che i nostri autori chiamano potenze regionali, Iran, Turchia, Siria e Libano. Dicevo che si arriva fino ad oggi all'Italia tra sdoganamento della destra e incertezze della sinistra, e ovviamente con un ex presidente della Commissione europea non si poteva non parlare di Europa, con una definizione nel capitolo che mi ha molto colpito e che dice: Europa tra il sogno di Ventotene e il rischio dell'irrilevanza, ma poi ne parleremo. Sono 300 pagine che si leggono davvero tutte in un fiato. La scelta stilistica è quella dell'intervista, però questa scelta, diciamo, agile nulla toglie la densità del libro. Qualcuno ha detto che è una sorta di breviario laico su quanto è accaduto negli ultimi 30-40 anni. Più che altro è un breviario speciale, perché speciale sono intervistato e intervistatore. L'intervistatore Massimo Giannini, giornalista noto, giornalista colto, e competente nell'attualità e nella storia, e dotato di quella capacità di sintesi che hanno i giornalisti di vaglia. Per cui vedrete, non so se chi l'ha letto o chi lo leggerà, le premesse delle domande che fa Massimo Giannini sono dei piccoli trattati di storia. Per parlare della guerra russo-ucraina, in 20 righe descrive quello che è accaduto dal 2004 al 2022. L'intervistato, politico di lungo corso, il professor Prodi, grande economista, la cosa particolare è che tutte le cose che racconta le ha conosciute in prima persona, e questo fa la differenza. Dei grandi di cui parla, da Deng Xiaoping a Bush, da Erdogan a Putin a Gorbaciov, li ha tutti conosciuti. E il quid pluris del libro è che racconta tante storie di queste persone. Alcuni aneddoti sono simpatici, altri lo sono meno, perché evidenziano le particolarità dei personaggi. Insomma, un dialogo tra intelligenze, e qui concludo, in cui però speranza ne ho vista molto poca, nonostante il titolo. Se leggete già dai titoli dei capitoli, si parla di viaggio nelle guerre, viaggio nella fine della storia, nella fine del mondo, l'Italia viene definita piccola. Ci spiegheranno poi se piccola in paragone dimensionale alle grandi potenze o piccola per la politica di piccolo cabotaggio che abbiamo adesso. Quindi speranza poca, ma ho capito, anche perché qualcuno me l'ha spiegato, che il sostantivo speranza va unito a quello di dovere. Cioè è un dovere nostro conoscere quello accaduto, perché molti degli errori del passato sono diventati problemi dell'attualità, e perché c'è un invito a una militanza, secondo me, cioè a noi lettori, ma a noi cittadini, per operare ovviamente per la pace e non per la guerra, ma per l'Europa e non per i nazionalismi che stanno emergendo sempre di più, per le democrazie e non per le autocrazie, perché la democrazia, con tutte le sue imperfezioni, è l'unica forma di convivenza che noi conosciamo, e dobbiamo stare attenti a che qualcuno non ce la porti via. Qui concludo. Non a me gli applausi. Qui concludo e lascio la parola a Guido Moltedo, che pure ringrazio,
nostro socio prima e direttore di Italy dopo, perché è più importante essere socio dell'Ateneo, che ringrazio per le domande che farà. Grazie. C'è molta carne al fuoco in questo libro e nell'attualità di questi giorni, e le due cose si intrecciano, si parlano tra loro. Penso che durante tutto questo ricco tour di presentazioni questo sia stato un po' quello che ha caratterizzato gli incontri, immagino, no? Di parlare del libro e insieme dell'attualità con cui si incrocia. Io penso che il segreto di questo libro, che si fa leggere molto bene e anche nei dettagli, è nella chimica dei due personaggi che si sono ritrovati. Questo è anche merito probabilmente dell'intervistatore, che è un giornalista di lungo corso, che ha non solo fatto il lavoro di giornalista politico, di giornalista economico, è stato anche direttore di un giornale, quindi sa come si costruisce bene una storia. Questo è un po', diciamo, la professionalità di Massimo, che si vede bene in questo libro, proprio nella costruzione di un percorso sulle diverse tappe che hanno caratterizzato la vita politica di Romano Prodi, che è stato un personaggio chiave della storia italiana della seconda parte del Novecento e di questa prima parte del millennio. È una delle rare persone, Prodi, che ha viaggiato in lungo e in largo per il pianeta, quindi parla, come diceva anche prima la Presidente, di cose che ha visto, che ha vissuto, e questo fa la differenza fondamentalmente tra lui e la gran parte dei nostri politici, che purtroppo non hanno altrettanta, nemmeno lontanamente, esperienza dei fatti. Io comincerei col professore Prodi, parlando un po' delle notizie di oggi, perché sono abbastanza clamorose. Un'intervista del Financial Times in cui la nostra Presidente del Consiglio praticamente fa, secondo me, un significativo cambio di passo, cioè esce da una situazione di ambivalenza, di ambiguità tra il dirsi parte dell'Europa, cioè europeista e atlantista, filoamericana, e mi pare che scelga decisamente quell'altra parte, cioè che fa un'operazione di allineamento pressoché totale a questa amministrazione. A me colpisce molto questo cambiamento, se di cambiamento si può parlare. No, non è un cambiamento, perché le sue radici sono quelle. È adagio adagio, col rafforzamento di Trump, ritorna alle radici. Cioè, l'intervista di oggi, alla fine uno potrebbe dire, dice poco di nuovo, perché parte dicendo noi dobbiamo conservare l'amicizia con gli Stati Uniti, ed è assolutamente legittimo. Poi comincia a dire, ma perché in fondo in America non è cambiato nulla, anche il primo Trump, anche Obama, anche gli altri mettevano le imposte, i dazi, come se un'imposta del 5% fosse uguale all'imposta del 50%, no? Come se una politica di assertività americana normale fosse come la politica di oggi, che è addirittura di una chiusura e sta trasformando gli Stati Uniti. Dico sta perché ancora non è finita, ancora il processo di cambiamento non è finita. Cioè, attenzione, Trump sta cambiando l'interno e l'esterno del paese. All'interno i rapporti, i pesi e i contrappesi sono finiti, tutto è l'esecutivo, il resto non esiste. E questo invece era la dottrina americana, e lei questo le va benissimo. E all'esterno qui succede della roba incredibile, cioè il non rispetto della sovranità degli altri paesi.
il Canada 51 Stato, Panama, la Groenlandia e soprattutto l'interferenza nella politica degli altri paesi e soprattutto non tiene presente che il vero nemico di Trump è l'Europa. Per me è singolare come il linguaggio nei confronti col grande nemico che è la Cina è molto più dolce e molto meno aspro del linguaggio che usa nei confronti dell'Europa. Sia lui sia il vicepresidente, che è una specie della sua anima nera, e che è anche l'altro messaggio. Attenzione che noi continuiamo a lungo, no? Continueremo a lungo nel tempo, perché il fatto nuovo di Trump è proprio l'accordo diretto con coloro che nel mondo comandano senza avere le interferenze o i problemi di democrazia, di dialogo, eccetera. Cioè lui sostanzialmente si dirige direttamente a Putin e direttamente a Xi Jinping, che stanno ormai anche combinando l'incontro diretto. L'Europa è proprio quello che lui non vuole. Questa è la cosa per me, in modo esplicito. E io ho vissuto il cambiamento della società americana, ma non così forte. Cioè, io ho conosciuto i Bush, no? Eravamo di posizione politica diversa, ma erano europei anche delle barzellette, cioè proprio europei, no? Poi Clinton lo è diventato con la testa, perché è il più intelligente di tutti, che aveva le mani un po' lunghe se volete, ma la testa era straordinaria, no? E poi è arrivato Obama, per cui Copenaghen e Singapore erano la stessa cosa, no? E lì è cominciato il cambiamento, il distacco. Poi dopo il primo Trump, che non si era preparato abbastanza. Poi il secondo Trump, guardate che i decreti che ha fatto sono il frutto di 4 anni di lavoro di grandi think tank, non sono il fatto improvvisato o emozionale, cioè c'è un disegno di cambiamento del mondo. Questo è quindi il motto di Trump, non è più proletari di tutto il mondo unitevi, ma autoritari o dittatori di tutto il mondo unitevi. E noi ci spartiamo l'influenza. Guardate che per noi è problema di vita o di morte, poi lo approfondiremo dopo. Adesso voglio rispondere solo a questa qui, ma per l'Europa è un problema di vita o di morte. Ecco. Sì, si parla di, oggi la Reuters definiva carneficina tariffaria, quella che sta applicando Trump, in particolare automobili e altri beni. E pensi che questa sia una mossa, diciamo, tattica, oppure sia una cosa seria a cui dobbiamo acconciarci in qualche modo? Intanto grazie Guido, grazie Presidente. Siamo felici di essere qui oggi di fronte a questa grande bellezza che quasi intimidisce. Guarda, ti rispondo facendo però un passo indietro sull'intervista di Giorgia Meloni al Financial Times, perché secondo me completa una transizione che la nostra Presidente del Consiglio sta facendo e ha fatto, e che le destre un po' di tutto il mondo si accingono a fare, no? Perché parliamoci chiaro, la politica internazionale, ma anche le politiche interne vivono di una scienza che sta a metà strada tra la geometria e la fisica. Oggi Trump e la destra che incarna rappresenta un polo di attrazione e di magnetismo formidabile per tutte le altre forze politiche che già appartengono a quella famiglia, appunto, come abbiamo detto, le destre più estreme e più radicali, ma che adesso trovano in Trump il loro interprete più autentico, no? Noi siamo in parte già avanti col lavoro, perché in questi 2 anni e mezzo pillole di trumpismo senza Trump ne abbiamo già viste,
Io ho sempre ripetuto in queste settimane che l'Italia di Giorgia Meloni è come una zattera che vaga alla deriva in mezzo all'Atlantico, indecisa se approdare sulla costa americana o su quella europea. Con l'intervista di oggi direi che abbiamo coperto l'ultimo miglio e siamo decisamente in vista della costa americana. Siamo arrivati al punto addirittura che, come ricordava il professore, Meloni sposa in toto il trumpismo, dice io sono conservatrice e Trump è ovviamente molto più vicina al mio modo di vedere e di sentire, e questo è un dato di fatto oggettivo. È bene che lo dica, perché così cade la maschera, finiscono le ambiguità. Ha anche aggiunto, e mi avvicino al tema dei dazi, condivido l'analisi che ha fatto il vicepresidente americano J.D. Vance a proposito dell'Europa. Ricordiamo che Vance ha detto che l'Europa ormai si è persa, ha smarrito completamente la sua identità, non rispetta più le libertà delle persone. La nostra Presidente del Consiglio condivide questa analisi nelle stesse ore nelle quali negli Stati Uniti abbiamo visto nell'ordine la segretaria alla difesa, che è una ragazza che ha sparato al suo cane e lo rivendica perché era disobbediente e lei ha detto era inutile. Lo ha detto nel momento in cui è stata nominata segretaria alla difesa e si è fatta fotografare in canottiera bianca con il berretto del MAGA in testa come se fosse una moderna ramba, avendo alle spalle ingabbiati i detenuti come abbiamo già visto fare purtroppo in un altro momento buio per l'America ai tempi di Abu Ghraib. Ve le ricordate quelle immagini terribili in quel lager iracheno? Non basta, perché nelle stesse ore succedeva, e anche questo se non l'avete visto andatelo a vedere perché secondo me è piuttosto istruttivo ancorché inquietante, negli Stati Uniti veniva arrestata per la strada una studentessa turca che stava camminando per conto suo, è stata circondata da alcuni agenti in borghese che l'hanno fermata, questa non sapeva che cosa volessero da lei, l'hanno ammanettata e l'hanno portata via perché per l'università nella quale studiava ha scritto un articolo in cui esprimeva valutazioni molto critiche nei confronti sia degli Stati Uniti sia di Israele a proposito della mattanza che sta avvenendo nella striscia di Gaza. Ecco, questa è l'America, anche questa è l'America di oggi. E allora io dico, esprimere con tanta naturalezza una condivisione identitaria e valoriale rispetto a questa America, insomma, è un'operazione verità, ripeto, e quindi oporte tut scandala eveniant, però ci deve far riflettere molto, noi italiani e noi europei. Per la stessa ragione, appunto, dobbiamo riflettere sull'approccio che la stessa Meloni ha nei confronti dei dazi, lo diceva prima il professore, no? Per lei è indifferente se ci sia un dazio del 50 o del 5, è la stessa cosa, così come è indifferente o anzi ha un contenuto negativo diverso se i dazi ce li minaccia e poi ce li applica Trump con le intenzioni malevole che ha esplicitato sia lui personalmente sia i suoi nella famigerata chat che è stata disvelata nei giorni scorsi su Signal, nella quale da dilettanti allo sbaraglio hanno inserito anche il direttore di un giornale, di Atlantic, è lì che Vance e Mike Waltz, che è il segretario di Stato, cioè il numero 3 dell'amministrazione americana, dicono l'uno odio fare un favore all'Europa, no? Perché ragionavano dell'imminente attacco americano agli Houthi nello Yemen, che avrebbe consentito traffici marittimi più agevoli anche ai mercantili europei. Quindi Vance dice odio fare un favore all'Europa e quegli altri rispondono ma sì, gli europei sono degli straccioni, scrocconi, maledetti e chi più ne ha, parassiti, esatto, parassiti. Questo è lo spirito di fronte al quale appunto Meloni nell'ultimo Consiglio europeo ha detto, invitando gli altri capi di Stato e di Governo alla moderazione nella reazione ai dazi americani, che bisogna evitare le rappresaglie.
Cioè lei intende che le contromisure eventuali che l'Unione adotta o adotterà di fronte a una stangata che Trump vuol dare al Made in Europe è una rappresaglia. Voi capite che c'è una inversione logico-politica dietro questo che ci deve preoccupare, e lei palesemente, come anche il dibattito di ieri al vertice dei volenterosi all'Eliseo, che ha combinato poco purtroppo, e poi ne parleremo e ne parlerà più di tutti il professore che ne sa più di tutti noi, l'Europa in questo momento è in difficoltà ma non sta dando prova di essere all'altezza della sfida. Ciò non di meno non sta dando questa prova perché al suo interno ci sono anche paesi, non solo come l'Ungheria di Orban, ma anche come il nostro, che di fronte alla necessità evidente, guardate, non è solo un fatto ideologico o diciamo di strategia rispondere ai dazi degli Stati Uniti, è una necessità di tipo industriale, perché se non lo facciamo anche noi è chiaro che gli Stati Uniti diventeranno attrattori di aziende che saranno incentivate ad andare a produrre lì per evitare i dazi, e questo rischia di impoverire ulteriormente l'Europa, quindi noi li dobbiamo mettere anche solo per questo, no? Ciò non di meno per Meloni sono rappresaglie, e quindi quando si andrà a stringere, perché la politica commerciale, anche questo ce lo insegna il professore, non è nelle mani dei singoli Stati membri, è una delle poche cose che è nelle mani dell'Unione, quindi decide l'Unione, e non è che noi, in virtù di questo presunto rapporto preferenziale che Meloni crede di avere con Trump, e dico crede non per dispregio nei confronti di Meloni, ma perché Trump non ha rapporti preferenziali con nessuno, sfrutta tutti secondo la sua convenienza. Ecco, se lei crede, in virtù di tutto questo, di poter risparmiare un X% sui dazi sul prosciutto, sul parmigiano reggiano, è proprio fuori strada, e noi rischiamo di pagare noi un prezzo altissimo, ma di farlo pagare anche all'Europa in termini, ripeto, di divisione di un'Unione che mai come oggi invece dovrebbe essere compatta e coesa nel rispondere al Trump-putinismo, perché poi l'altro fronte è anche Putin. Posso aggiungere un telegramma? Perché si è schierata definitivamente? Secondo me è perché vede la società americana seduta. Cioè, a parte che il Partito Democratico non esiste, no? Ma pensate alla cosa, toglie 400 milioni di dollari alla Columbia University, no, non alla Columbia University, agli studi sul Medio Oriente della Columbia University, e questi cambiano programma e gli restituisce 400 milioni di dollari. Voglio dire, è una tale zampata sul paese, e avendo tutta la grande economia spostata in un giorno nei suoi confronti, la cultura che adesso viene piegata, cioè a Harvard stanno mancando un terzo dei fondi rispetto agli anni scorsi, c'è un impadronimento della società. A questo punto la Meloni dice, allora mi schiero, perché quello vince e quindi io mi schiero con chi vince. No, si era irritata tanto con me perché avevo detto che gli americani l'amavano perché obbedisce. Adesso proprio insistisco, come dicono a Bologna, no? Insistisco, obbedisce e si inchina, ecco. Sì, ma in questa amministrazione sembra esserci molto dilettantismo. Questo aspetto è interessante di per sé, ma anche perché crea una grande difficoltà a rapportarsi con questo tipo di chiamiamolo così, personale politico. Questa è una cosa senza precedenti nella storia, di avere a che fare con persone così incompetenti, così che improvvisano o che fanno anche crudeltà aperte in maniera propagandistica. Lei nella sua lunga esperienza ha mai avuto questo tipo? È una gara dura con l'Italia, quindi voglio dire è un cambiamento. No, questo
appartiene davvero a un fatto generale, devo dire, perché non essendoci più i partiti, con tutti i difetti che avevano, erano però una selezione molto forte. Se uno era cretino, fin da piccolo lo mettevano al bando. Adesso si può arrivare al vertice con un'amicizia, una propaganda, una cosa di questo genere. E questo vale non solo per gli Stati Uniti, ma vale anche per l'Italia e vale anche per il resto del mondo. O non solo, attenzione, negli Stati Uniti, proprio sono stato poco prima delle elezioni, no? Ho visto che la società americana è sempre stata divisa bianchi e neri, ricchi e poveri, ma nella parte ricchi e poveri c'era l'ascensore sociale che funzionava, adesso c'è soprattutto la rabbia, no? E non solo, c'è una nuova divisione fra colti e incolti, cioè questo governo non solo ha persone improvvisate, ma che odiano la cultura e le università. Qui ci sono parecchi scienziati americani che stanno chiedendo di venire in Europa, e qui un'altra cosa interessantissima. Le Monde oggi, quindi scriveva delle università tra Parigi, Marsiglia, eccetera, che hanno già preparato l'accoglienza degli scienziati americani che vengono in Europa. Lo stesso sta avvenendo in Germania e in Italia. Ovviamente non è facile venire in Italia, però in una situazione di questo genere, se uno sa far politica in un certo modo, almeno trova i 2 o 3 istituti in cui, anche come propaganda nazionale, attira degli scienziati dall'estero. L'Italia finora, almeno, non lo so, tu Giannini sei forse più pratico di questo, io non ho visto una organizzazione di questo tipo. Guardate che è significativo. Nel vostro libro parlate degli italiani, dei giovani che vanno fuori, però secondo me mancate di dire che l'Italia non è attrattiva per giovani da altri certo. Paesi. No, ma lo diciamo nel libro, che non è attrattiva. Non è attrattiva anche per gli stipendi. Scusate, un professore universitario in Germania guadagna semplicemente il doppio di quello che guadagna in Italia. Il costo della vita è uguale, come fa a essere attrattivo? Questa è la realtà. Però se uno vuole lanciare il paese, trova le istituzioni, il fatto per attrarre. Io non dico in generale l'università, ho detto selettivamente porsi il problema di essere tra coloro che attraggono, data la situazione. Non lo fa per motivi politici. Certo. Volevo riprendere un attimo il discorso sulla Meloni, per completare un po' il tuo ragionamento, ma non credi che possa avere invece in Italia dei vantaggi, almeno nel breve periodo, il fatto che eventualmente l'Italia viene in qualche modo selettivamente tolta dal mazzo dei paesi europei e quindi beneficiare di un trattamento diverso? Pensi che a livello di consenso domestico questo possa funzionare o neppure in quel caso? Ma come accennavo prima e come ci insegna il professor Prodi, se parliamo dei dazi e quindi delle politiche tariffarie sì, che Trump sta usando come clava contro il resto del mondo, le competenze sono europee, quindi l'Italia può far poco dal punto di vista dell'autonomia di uno Stato all'interno dell'Unione. Dopodiché, viceversa, è evidente che lei spera di ottenere da questo atteggiamento così smaccatamente trampiano qualche beneficio, ripeto, nel rapporto con gli Stati Uniti d'America, ma anche qualche dividendo elettorale, perché fin tanto che lei può dire, non ancora smentita dai fatti, ma io credo che i fatti arriveranno abbastanza presto, vedete, italiani, noi siamo gli unici che hanno un canale diretto con gli Stati Uniti
E questo ovviamente fa dell'Italia, si è detto nei giorni scorsi, il ponte tra Europa e Stati Uniti. Sì, in realtà il ponte ha una gittata sola, perché dall'altra parte non c'è niente. Però dal punto di vista propagandistico, rispetto a un'opinione pubblica sempre più distratta, assuefatta, in qualche caso purtroppo persino rassegnata, ma questa propaganda può avere una sua efficacia. Sì, ma pensi davvero che Francia e Germania No, accettino che sia l'Italia contro di loro a far da mediatrice? No, l'Europa è sempre stata diretta da Francia e Germania, con l'Italia fortemente indispensabile per questo scopo. E guardate che il futuro cancelliere tedesco l'altro giorno gli è scappata una frase che mi ha terrorizzato, cioè non ha detto Francia, Germania e Italia come si diceva ai miei tempi, ha detto Francia, Germania e Polonia, punto. No, infatti, completo il ragionamento, è chiaro che una linea di politica estera e geostrategica di questo tipo, che poggia su questa illusione, produce l'unico risultato che produrrà verosimilmente e realisticamente è l'ulteriore, Dio non voglia, definitivo isolamento dell'Italia rispetto all'Europa. Questo è il vero risultato, non lo sconto di Trump, ripeto, sulle auto di Stellantis, che come abbiamo visto sconti non ce ne sono, perché sulle auto in particolare va giù con il macete, ma viceversa il prezzo maggiore sarà quell'altro, cioè un'Italia che appunto dopo aver vagato alla deriva nell'Atlantico va di là, ma in Europa non tocca più palla, ammesso che l'abbia toccata in questi anni, perché anche questo va detto. Diciamo che noi siamo preda anche qua di una gran cassa politico-mediatica tambureggiante, no? Sembra che, lo dico senza alcun risentimento ideologico, è un dato di fatto, sembra che tutto quello che sta facendo questo governo è l'anno zero, no? Tutto quello che c'era prima un disastro totale, tutto messo tra parentesi nella migliore delle ipotesi, governi Berlusconi, oppure nel secchio della spazzatura tutti gli altri governi, compresi quelli tecnici. Arriva il governo delle tre destre e sembra che comincia la storia. Infatti qualunque cosa facciano o dicano, fosse pure un disegno di legge totalmente irrilevante, tra l'altro sappiamo che i disegni di legge in Italia, non essendo decreti che entrano in vigore subito, salvo poi approvazione e conversione in 60 giorni del Parlamento, vengono approvati, se vengono approvati, dopo alcuni anni, però qualunque cosa fanno, un passaggio storico, è una svolta storica. Cioè ho l'impressione che l'Italia meloniana sia come i Balcani di Churchill, cioè consumano più storia di quante ne possano produrre, no? Ecco, allora ripeto, se oltretutto rompiamo anche quel poco che ci legava ancora all'Europa, senza ottenere alcunché in cambio dagli Stati Uniti, io penso che il danno non soltanto reputazionale, ma direi materiale per i cittadini italiani rischia di essere molto elevato. Ripeto, già ora, se sfrondiamo il discorso pubblico di nuovo dalla propaganda, guardiamo i dati, perché poi vale sempre, lo accennava prima il professore, Bill Clinton disse una frase a suo tempo che è rimasta scolpita nel marmo: "It's the economy, stupid". Noi siamo dentro una tragedia epocale, 2 guerre devastanti, il tramputinismo che impera, l'Europa che scompare, quindi è una fase drammatica, i cittadini sono giustamente angosciati, poi però si guardano in tasca, guardano il portafoglio, alla fine l'economia conta e credo, se non succedono altri disastri planetari, alla fine sarà quello che conta. E se guardiamo i fondamentali, l'Italia non sta messa bene, assolutamente. Crescita zero, più o meno.
produzione industriale negativa da 23 mesi consecutivi, fatturato dell'industria che nel 24 è sceso di 46 miliardi, i salari che hanno perso il 9% dal 2007 a oggi, mentre Francia e Germania segnava un più 25%. Abbiamo il record dei NEET, i giovani che non lavorano e non studiano. Abbiamo il record del più basso tasso di occupazione femminile. L'unica cosa in cui andiamo forte, e mi stupisce che lo festeggi quella che un tempo era la destra sociale e statalista, che aveva a cuore il destino delle persone comuni e anche dei ceti più deboli, è il record dell'indice di borsa. Ma quelli sono i profitti delle banche, delle multi-utility. Festeggiamo quello. Complimenti. Professore, lui ha citato "Is the economy stupid", che è una frase che è appunto attribuita a Bill Clinton, che in realtà il vero autore è James Carville, era lo stratega di Clinton. E recentemente ha scritto un editoriale sul New York Times in cui consiglia, di fronte alla situazione attuale, di fare il morto. Aspettiamo che passi, da passare la nottata. Cioè, può essere questa è stato preso sul serio, perché si è aperto un dibattito su questo, cioè sull'idea che di fronte a una situazione talmente complicata, in cui ogni giorno c'è una sorpresa, dove è difficile oggettivamente per tutti sapere di qui a 10 giorni cosa succederà, può essere questo un atteggiamento della politica, del wait and see, del aspettare, vediamo che succede? Ha senso una cosa del genere? Ma in teoria potrebbe avere senso se noi pensiamo che la politica americana cambi, ma in questo momento onestamente non c'è un messaggio di questo tipo, no? È divertente perché i miei studenti cinesi, questo mese ho insegnato a Pechino, è proprio dopo le discussioni di questo tipo dicevano: "Oh, professore, però gli americani non sono mica come noi, cambiano sempre". Però questa è una scommessa, secondo me, del tutto sbagliata. Il termine dormiamo un po' è giusto se vuol dire pensiamo e riorganizziamoci. Allora uno può dire aspettiamo il momento buono per riorganizzarci. In questo momento, da quello che si può leggere, il Partito Democratico non si sta riorganizzando, no? Quindi forse tutti i partiti democratici con questo nome hanno dei problemi, ecco. Però se la società americana reagisce con la fuga di alcuni quadri migliori, con il cedimento di tutto l'aspetto economico, perché, ragazzi, nella stessa stanza non avete mai pensato che ci sono l'uomo più potente del mondo e l'uomo più ricco del mondo? Beh, aspettiamo di fronte a questa situazione, se ci riorganizziamo possiamo anche aspettare, ma il problema è di reagire. La cosa più probabile, cioè la cosa più da fare è riorganizzarsi e aspettare, secondo me, di qualche problema e qualche errore che arriva. Guardate che non è mica impossibile. La borsa sta andando male in America, ma molto male. La crescita cala, i problemi degli squilibri sono forti. Quindi problemi lui le ha una situazione buona sull'inflazione che invece ha rovinato Biden, però dico non è che queste grandi cose eccetera, però il potere è talmente forte che dormire, ma capite che la National Geographic Association già scrivono Golfo dell'America, cioè è proprio un potere talmente forte che fa paura. Ecco, quindi io se dormire un po' per riorganizzarsi lo posso tollerare, se no diventa estremamente pericoloso. Beh, ovviamente questo era legato al fatto, questo concetto, all'idea che questi da soli si fanno del male e falliscono, questa è un po' l'idea, no?
però non è assolutamente, la strategia che ha scelto come economista posso dire che è molto pericolosa, come economista, ma dipende anche come reagiamo noi. A Bruxelles dormono, questo è il problema. Cioè, insomma, i ragazzi cinesi che cosa mi chiedevano? Ma secondo lei, visto che un quarto del mondo si isola, gli altri tre quarti possono organizzarsi assieme? E in questi altri tre quarti la Cina e l'Europa, che sono ciascuno il 17% del prodotto lordo mondiale, quindi facciamo più di un terzo assieme, no? Possiamo riprendere i rapporti fra di noi, e cioè bisogna vedere come noi ci organizziamo. Naturalmente porre condizioni alla Cina, la mia risposta a questo era: abbiamo tentato 40 anni di trattare con voi, non ci siamo riusciti, quindi o facciamo dei passi indietro tutti e due o non ci riusciamo. Però il discorso di preparare quello che noi vogliamo per riorganizzare il mondo lo dobbiamo fare, e trovo invece la lentezza nostra. Ma qui tocchiamo i problemi che tutti sappiamo. Guardate, l'Europa in cui comanda il Consiglio europeo, cioè gli Stati, con la unanimità, non può assolutamente andare avanti. Non può, perché può vivere solo di compromessi al ribasso, perché c'è sempre qualcuno che ha interesse a mettere il diritto di veto. Orban ci ha guadagnato con le sue porcherie, ma non perché gli vogliano bene, perché col diritto di veto non fa andare avanti niente, e alla fine lui ottiene quella fetta di salame che voleva ottenere mettendo il diritto di veto. Cioè siamo a dei livelli che voi non avete impressione come il diritto di veto poi è antidemocratico. Ma com'è possibile che mettiamo che Malta o Cipro con 300-400 mila abitanti fermino 430 milioni di abitanti, insomma, no? Cioè siamo a delle cose e il potere in Europa è passato sempre di più dall'organismo supranazionale, che era la Commissione, all'organismo intergovernativo, che era presente in singoli paesi. Voglio dire, ma io quando sono diventato Presidente del Consiglio italiano ho giurato sulla Costituzione italiana, quando sono diventato Presidente della Commissione europea ho giurato di fronte alla Corte del Lussemburgo, cioè rappresentavo un'altra cosa, e al Consiglio europeo io ci andavo come Presidente del Consiglio italiano, e se il potere è del Consiglio, allora l'Europa noi non la facciamo più. Eppure c'è la possibilità di saltarlo. Il grande passo in avanti che ci ha reso di fronte al mondo potenzialmente forte è l'euro, è stato fatto con la maggioranza qualificata. Erano solo 11 paesi che hanno fatto l'euro, poi sono diventati 20 perché la maggioranza qualificata deve lasciare le porte aperte. Ma se Francia, Italia, Germania e Spagna decidessero di fare qualcosa in più, immediatamente gli altri paesi seguono. Questo è il dramma dell'Europa ed è il dramma dell'Italia, che io l'ho nominata fra quelli che vorrebbero fare qualcosa in più. In questo momento non è vero, per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. L'Italia non è contro l'unanimità, non lo tira fuori il discorso, ma indirettamente lo porta avanti, accentuando sempre il ruolo esclusivamente nazionale. Ma volete che io non ami il mio paese? Ma di fronte a quello che abbiamo raccontato prima, o l'Europa è unita o non contiamo nulla, ma neanche la grande Germania può contare qualcosa di fronte a questo mondo, no? Di fronte alla Cina, di fronte agli Stati Uniti, adesso di fronte alla Russia, ma la Russia è in mano della Cina. Cioè, in questo momento poi la pace in Ucraina la firmerà la Russia, ma la fa la Cina.
dovete tenere semplicemente una cosa: la Russia è grande per il territorio e perché ha l'arma nucleare in grandissima quantità, ma dal punto di vista produttivo, voglio dire, la Cina nei 10 anni prima del Covid è cresciuta di una Russia all'anno. Basta, questo dato, no? Quindi c'è una disparità tra i due ed è interessante perché la errata politica americana, e non lo dico io, lo diceva Kissinger, che non era un comunista, Kissinger diceva: abbiamo lasciato, ci sono 3 potenze nucleari e abbiamo agito con una fesseria tale che abbiamo fatto in modo che le altre 2 si unissero. E non sono mai state amiche, Russia e Cina, le abbiamo proprio fatte unire. Pensate, ecco, dicevi che nel libro ci sono dei ricordi anche personali. 2014, incontro Putin in una discussione, in un convegno di politica industriale, no? E io dico: Vladimir, la Russia è un grande paese nella scienza, nella tecnologia, come industria non valete niente. Cosa vuoi dire? Voglio dire che siete l'opposto della Corea del Sud, che trasformano tutto in prodotto. E voi invece dice: cosa faresti tu? Dico: guarda, il discorso è chiarissimo, o stai strettamente legato all'Europa o stai strettamente legato alla Cina. La risposta di Putin: Romano, non venderò mai un metro cubo di gas alla Cina, non posso mai dimenticare. L'abbiamo sbattuto nelle braccia della Cina con la politica americana antisovietica che ricordava i vecchi tempi, eccetera. Allora, questi sono gli errori di politica economica. Forse Putin sta pensando di ridividere Cina e Russia. Può darsi che no, perché è troppo tardi secondo me, cioè la complementarietà adesso, i popoli non si amano, sia chiaro, ma la complementarietà degli interessi è diventata molto forte, per cui questo che potrebbe essere un tentativo è difficile che vada in porto. Ecco, quindi io considero ancora Russia e Cina come strettamente alleati e in ogni caso la guerra in Ucraina finisce se la Cina dice alla Russia di finire. E lo strano accenno cinese che vogliono essere tra le eventuali truppe di pace in Ucraina è un messaggio in questa direzione. Dice: guarda che lì le mani abbiamo noi, anche perché poi la Cina, la cosa è strana, no? È sempre stata soprattutto amica dell'Ucraina. Cioè la prima portaerei cinesi era una nave ucraina usata, comprata dalla Cina per fare la prima portaerei per le esercitazioni, no? Per allenare a che cos'è una portaerei. E questi legami erano fortissimi prima di questa guerra. Poi ovviamente la Cina si è schierata con il grande alleato, però adesso gestisce dietro le quinte l'eventuale accordo di pace. Sì. Ecco, a proposito di Ucraina e il riposizionamento italiano di cui si è parlato prima, è anche diretto al quadro della guerra ucraina, cioè nel senso che l'Italia si smarca anche in quel senso lì, perché era un po' nell'angolo anche la non partecipazione ai volenterosi, cioè c'è un disegno tutto sommato in questa che sembra una mossa un po' improvvida di distacco, no, dal gruppo europeo, perché c'è anche quest'altra partita che è in corso. Abbiamo sollevato diverse critiche al governo Meloni, adesso vorrei spezzare una lancia a favore del governo Meloni. A mio parere, e l'abbiamo condivisa anche col professore, questa valutazione, l'unica cosa, o diciamo dal mio punto di vista, l'unica cosa buona che questo governo ha fatto in questi quasi 3 anni
è stata l'adesione ad uno schieramento euroatlantico, in quel caso sì, molto coeso, a sostegno della resistenza ucraina. L'Italia è stata in prima fila, come si dice a volte nel politichese italiano, senza se e senza ma. Abbiamo sempre aiutato Zelensky, sia dal punto di vista finanziario per quel che potevamo, sia dal punto di vista militare per quel poco che su quel versante possiamo fare. E questo secondo me è stata una issue positiva della nostra politica estera in questi 2 anni e mezzo, giusta. Ha fatto acquisire al Paese una certa credibilità, appunto. Adesso però è tutto in discussione di nuovo, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto quando Trump ha vinto le elezioni, quando c'è stata non già la riunione, neanche il vertice, ma l'imboscata che Trump e Vance hanno tenuto al povero Zelensky quando è andato in visita alla Casa Bianca nello studio ovale, perché quella è stata una vera e propria imboscata, nel quale il presidente di uno Stato libero e sovrano invaso da un despota è stato trattato come se fosse stato la causa della guerra, anzi l'attore di un'aggressione nei confronti dell'altro. E dunque l'Ucraina è stata svilita a bottino di guerra dal punto di vista di Putin sotto il profilo dei territori, dal punto di vista di Trump sotto il profilo dello sfruttamento delle sue terre rare. Questo ha cambiato anche lo schieramento in Europa, ovviamente, perché si è capito che dal punto di vista degli imperi, come ricordava prima il professore, perché di questo stiamo parlando, gli imperi che rinascono, l'America da una parte, la Russia dall'altra, la Cina per ora diciamo è un passo indietro, ma osserva, ma prima o poi scenderà in campo e capiremo in che modo, si ridividono il mondo per sfere di influenza come accadde dopo la seconda guerra mondiale a Yalta, no? E da lì tutti quelli che non partecipano a quel tavolo sono o vassalli o irrilevanti. E l'Ucraina è esattamente diciamo, il simbolo di questa nuova architettura del caos che queste oligarchie stanno progettando. E quindi tutte le destre trampiane, e noi siamo tra queste, noi nel senso di Giorgia Meloni, anche sull'Ucraina hanno resettato il programma, come diceva il comico qualche anno fa, nel senso che dopo quell'imboscata allo studio ovale, Meloni nel vertice europeo successivo che c'è stata si è ben guardata addirittura dal pronunciare, nel momento in cui accennava alla difesa dell'Ucraina, la parola Putin e la parola Russia, non le ha pronunciate, come se l'Ucraina fosse stata aggredita, non sappiamo bene da chi. Vabbè, questo è un vizio abbastanza diffuso, del resto ci ha appena detto anche che alle Fosse Ardeatine la strage è stata soltanto commessa dall'esercito nazista, il fascismo non pervenuto. Però lasciamo stare, non voglio aprire altri fronti. E quindi adesso anche su questo, intanto appunto Meloni non è più capofila del sostegno a Zelensky, niente affatto, anzi siamo iperprudenti. Per fortuna nei giorni scorsi ha ribadito anche in Parlamento, quando si è trattato di votare la risoluzione che precedeva il Consiglio europeo di giovedì e venerdì scorsi, ancorché poi anche quel dibattito macchiato dalla sparata su Ventotene, però prima aveva detto: noi abbiamo sostenuto con convinzione la resistenza ucraina, restiamo a fianco dell'Ucraina. Però queste sono chiacchiere, la mia impressione è che siano solo chiacchiere in questo momento, che purtroppo si giovano del fatto che, lo diceva prima il professor Prodi, anche sull'unico segno di vita che aveva dato l'Europa dopo il grande reset trampiano, e cioè il piano Rearm Europe presentato da Ursula von der Leyen, che a mio parere non è quello che serve assolutamente, però era stato un segno
di esistenza in vita dell'Europa, forse l'unico in questo momento, ecco, neanche quello riescono a portare avanti. Quindi bisogna pensare ad una coalizione dei volenterosi e vediamo chi ci sta dentro, chi non ci sta. Meloni c'è andata, ma come dire, da europeista riluttante. Cioè anche al vertice dell'Eliseo la prima cosa che ha detto, ma noi ove mai si facesse un esercito o una truppa di interposizione che dovesse andare in Ucraina a garantire la sicurezza durante il cessate il fuoco e poi magari anche dopo, noi no. Ma che peraltro è una precisazione che non ha neanche gran senso, perché parlare in questo momento di una forza di interposizione mentre Putin sta moltiplicando l'offensiva militare sull'Ucraina, perché questo continuiamo a non valutarlo fino in fondo, no? Anche quelli che in Italia, in un dibattito completamente drogato dall'ideologismo, continuano a ripetere che la colpa è stata dell'America, che Putin voleva fare la pace già nel 22. Ma dove? Che film è? Putin continua a dimostrare che la guerra la vuole perché vuole conquistare più territori possibili. Il tempo gioca a suo favore. Esatto, esattamente, no? Il tempo gioca a suo favore. Quindi, mentre tutto questo accade, l'Italia, ecco, uso la metafora alla quale accennavi tu prima, in questo momento ho la sensazione che la nostra Presidente del Consiglio, mettendosi, diciamo, fuori dalla coalizione dei volenterosi o partecipandovi in maniera riluttante, si accinga ad una linea che è quella del fingersi morta e nell'attesa che Trump risolva il problema. Ma noi anche lì abbiamo e stiamo purtroppo gettando alle ortiche 2 anni e mezzo di politica estera coerente, ecco, e anche questo purtroppo volge al termine. Professore, sono 25 anni che Putin è al potere, fu eletto proprio nel 2000 e già nel 1999 era vice di Yeltsin. Nel libro ci sono tante pagine dedicate a questa figura, molto interessanti perché si capisce che lei ha una conoscenza diretta per averlo visto, probabilmente l'ha visto in tutte le cariche che lei ha ricoperto, tra l'altro, come Presidente del Consiglio. E come l'allargamento a 10 paesi, di cui 8 ex Unione Sovietica. Sì. Lo potevo fare senza parlare con Putin, facevo la guerra. Sì. Ecco, però nel libro lei dice anche che quando ci furono i segnali di una possibile invasione della Russia, dell'Ucraina, con una potenza di 150-200.000 soldati, e dei generali o degli esperti militari con cui lei parlò si aspettavano un blitz, non una cosa di lunga durata. Quindi ecco, questo personaggio che lei ha conosciuto bene adesso, nella fase attuale, come lo vede? Cioè, che altre sorprese ci riserva, oppure qual è l'attendibilità della sua posizione? Perché noi parliamo della inattendibilità di Trump adesso, ma anche Putin non scherza da questo punto di vista, non è un personaggio. È parecchi anni che non lo incontro, ma il suo potere secondo me è solido, cioè da tutte le analisi, le informazioni, le cose, come non vedo in Cina un'alternativa a Xi Jinping, così non vedo in Russia un'alternativa a Putin. Questo è, secondo me, l'ordine delle cose. Ma vedi, questo è uno dei drammi della democrazia, no? Che noi lavoriamo solo nel breve periodo e questi lavorano per l'eternità, no? Capisci, no? Ed è un potere così ristretto, o intendiamoci tradizionale nella Russia. Le ultime volte che ho visto Putin, il suo richiamo, lui ha sempre detto che la caduta dell'Unione Sovietica era una disgrazia, ma il suo richiamo era sempre la mamma Russia degli zar, chiaro su questo. Ed
e la sua ossessione è la NATO. Cioè, quando io ho fatto l'allargamento, il suo discorso era: con l'allargamento dell'Unione Europea fai quello che vuoi. Io non voglio la NATO ai miei confini. La mia risposta era facile, perché dico: io con la NATO non c'entro niente. Ecco, ma questo era l'atteggiamento, con una complicazione da parte europea, che i paesi baltici, che avevano avuto l'Unione Sovietica, che lì volevano, quando io dicevo loro: guardate che voi fate quello che volete con la NATO, perché io non c'entro, però la Unione Europea vi dà sicurezza. No, loro dicevano: no, la nostra sicurezza è solo con la NATO. E lo si vede anche adesso come hanno questo atteggiamento, perché la storia ha giocato in questa direzione, ecco. Però, ripeto, ma pensate come cambia la storia, no? La prima volta che ho sentito il nome di Putin è perché mi è venuto a trovare Gorbaciov durante Yeltsin e mi dice: in Russia sta salendo un politico con un curriculum vitae molto brutto, perché è sempre stato nel KGB, ma è l'unico che può salvare la Russia e tenerla amica dell'Europa. Si chiama Vladimir Putin. Poi ha litigato fra loro, no? Perché la politica è un cambiamento, come il gas, il metro cubo di gas alla Cina. Ma pensate questi incredibili cambiamenti, come li abbiamo gestiti male, no? Gestiti male. E adesso abbiamo questa alleanza forse solida, dico forse, perché, come dicevo prima, c'è sempre una grande inimicizia fra Russia e Cina, fra popoli russi e cinesi, ma questa alleanza politica solida è che sta rendendo difficilissimo la posizione europea. Però, ecco, perché in questi bisogna dare anche la prospettiva. Pensate se fossimo furbini, no? Quando abbiamo fatto l'euro, no? Stava facendo l'euro, il presidente cinese nei colloqui, quando si fa il colloquio fra le delegazioni, ci sono mille cose sull'agenda, no? Dal burro agli ingranaggi alle tasse. Era interessato solo all'euro, ma solo all'euro. Ma voi farete l'euro, via via non ci saranno più il marco e il franco, nessuna domanda sulla lira, ma insomma. E la domanda finale è: potremo prendere l'euro nelle nostre riserve? Ovviamente dico sì. Allora eravamo quasi come gli Stati Uniti, come potenza, dico certo. Risposta il presidente cinese: io avrò nelle mie riserve tanti euro quanti dollari, perché se accanto al dollaro c'è l'euro, c'è posto anche per il renminbi, la mia moneta. Cioè l'idea di un mondo pluralistico in cui l'Europa faceva da arbitro. Sono passati 25 anni, mica un secolo. Adagio adagio, con le nostre liti, la Germania contro la Grecia, con la crisi finanziaria mal gestita, la Cina, che aveva cominciato a comprare euro, ha smesso. Adesso l'occasione ci sarebbe di nuovo, perché il dollaro come fa a tenere il dollaro così alto e non traballante in questa situazione? Se noi avessimo un minimo di unità, ci reinseriamo in questo gioco internazionale, perché lo spazio di nuovo c'è. È questione che con Bruxelles paralizzato dall'unanimità da queste cose, però, ripeto, si è riaperta. Quando ci sono questi scombussolamenti, l'intelligenza politica riapre sempre un ruolo che prima si era chiuso. Però non vedo chi possa prendere questa iniziativa. C'è una speranza un po' in più che Francia e Germania hanno ricominciato a parlarsi fra di loro, mentre era 2 o 3 anni che con Scholz e Macron non si intendevano. Però anche lì, signori miei, finché la Francia
non si decide a far sì che l'arma nucleare e il diritto di veto siano al servizio dell'Europa e non della Francia, come faremo a fare l'esercito europeo, la difesa europea comune? Cioè la Germania, cioè la guerra d'Ucraina ha cambiato tutta la struttura economica della Germania. Hanno messo la Germania non spendeva niente per la difesa. Improvvisamente oltre il 2% di prodotto all'anno della Germania, che è altissimo, più 100 miliardi di euro in contanti per il subito. La Germania fra 5 anni è la potenza militare più grande d'Europa. Allora dico, ma la Francia, ma perché non capisce che dobbiamo mettere questi strumenti a servizio comune? Perché altrimenti fra 5-6 anni la Germania, non dico che farà l'arma nucleare, ma una tecnologia come hanno non può non diventare la prima potenza militare europea. Questi sono i pensieri da fare, ma gli ex imperi come la Francia sono più duri, più testoni degli imperi esistenti. Cioè la Brexit non è mica venuta fuori per un gran calcolo economico, la Brexit è venuta fuori dall'istinto che dice Londra non è mai stata comandata da nessuno, non può essere comandata da Bruxelles. Questi sono i discorsi che mi facevano, cioè non capire che nel cambiamento ti rafforzi. Se è così diventa un problema, ma le finestre oggi, ci sono 2 o 3 belle finestre aperte, però ecco è l'articolo su cui sto pensando per i prossimi giorni. Ragazzi, ci vuole fretta. Pensate, siamo in un periodo turbolento o no? Ho detto prima che le decisioni sono del Consiglio europeo. La prossima convocazione del Consiglio europeo è a giugno. È a giugno. Avete capito? Allora, io questo non c'è bisogno di spiegare, insomma, no? Dovrebbe essere dopodomani se si vuole prendere le decisioni. Sì, Massimo, si è sviluppato in Italia, non so in altri paesi, un dibattito quasi filosofico tra pace giusta, pace senza aggettivi, insomma, come se il parlarsi tra Trump e Putin sia comunque una cosa da prendere sul serio e quindi da accettare come un passo in avanti importante che sarebbe stupido intercettare, come stanno facendo Macron e compagni con i volenterosi. Ecco, questo è un dibattito che io non vedo altrove sviluppato nei termini in cui è in Italia. Qual è il tuo pensiero su questo? Non ci facciamo mai mancare niente, ovviamente. Ma chi di noi non desidera con tutto se stesso la pace? Tutti vogliamo la pace, tutti. Non da oggi, sempre, ma a maggior ragione oggi che vediamo 2 guerre sanguinose, una un po' più lontano, ma in fondo è nel Mediterraneo e quindi è casa nostra, e l'altra nella faglia che divide est e ovest, che è alle porte di casa nostra, Russia e Ucraina. Io ho peraltro grandissimo rispetto per la cultura pacifista, non quella di oggi, ma quella di sempre, che attinge alle tradizioni più nobili, se vogliamo. E non c'è bisogno neanche di arrivare solo a Papa Francesco, anche sul fronte laico abbiamo avuto tanti veri, sinceri pacifisti, cito solo Gino Strada perché è l'ultimo che mi viene in mente, adesso non c'è più e di cui ero molto amico. Molto presente a Venezia. Tra l'altro, esatto. Ecco appunto, quindi a maggior ragione voglio dire. Però detto tutto questo, oggi non possiamo eludere la domanda fondamentale che abbiamo di fronte sia sull'una che sull'altra guerra, perché in questo c'è un filo rosso che le tiene unite.
E quel filo rosso, anzi direi un filo nero, è ancora una volta Donald Trump, perché nel momento in cui lui vince le elezioni e ritorna alla Casa Bianca, lui stesso lo dice: sono l'unico che può far finire le guerre. E una buona parte di comunità internazionale gli crede, dice va bene, ok, vai, tant'è che lui si lamenta del fatto, come ha detto nella penultima intervista a Fox, che purtroppo è repubblicano, perché se fosse stato democratico gli avrebbero già dato il premio Nobel per la pace, gliel'avrebbero già dato, anche se la pace ancora non è arrivata né su un fronte né sull'altro, però sulla fiducia gliel'avrebbero già data. E una cosa è vera e va detta, i negoziati si sono rimessi in moto da quando lui è tornato alla Casa Bianca, e questo è sicuramente un fatto positivo. Se ha una responsabilità l'Europa nel quadro di fedeltà euroatlantica che prima dicevo è stata positiva in questi 3 anni, è stata esattamente quella, cioè mentre sosteneva con convinzione, come era giusto, la resistenza ucraina, avrebbe dovuto ogni giorno che Dio mandava in terra tentare una via diplomatica, avanzare proposte per la via diplomatica, e questo invece non è mai stato fatto. E una delle ragioni per le quali probabilmente oggi l'Europa non viene neanche considerata ai tavoli che si aprono a Riyadh piuttosto che a Jeddah, forse dipende anche da questo. Non abbiamo gran titolo per sederci in un negoziato al quale non abbiamo mai dato prova di voler contribuire in questi 3 anni, no? Ok, quindi detto questo però, qual è la pace di Trump? Anzi, qual è, se pensiamo all'Ucraina, qual è la pace trumputiniana della quale stiamo parlando? Beh, insomma, intanto la pace non c'è ancora e non c'è neanche il cessate il fuoco, perché come abbiamo visto Putin moltiplica gli sforzi militari e aumenta semmai le stragi che ha già fatto nel corso di questi 3 anni. Il povero Zelensky inaugura un missile a lunga gittata che si chiama Neptune, fa quel che può con le sue risorse e per il resto continua a chiedere aiuto a noi. Quindi non c'è né cessate il fuoco né pace, però si sta negoziando. Allora, su quale basi si negozia? Per fare che cosa? Il tema è, come dicevamo prima, che dobbiamo consentire a Putin di prendersi non già è soltanto il Donbass, non già è solo la Crimea che già aveva, ma anche il corridoio che dal Donbass e dagli oblast di Donetsk e Lugansk porta attraverso Zaporizhzhia e Kherson all'affaccio sul Mar Nero? Dobbiamo certificare questo? Beh, questa non è una pace, questa è la capitolazione dell'Ucraina, perché consentiamo a Putin di prendersi una amplissima fetta di territorio che ora non ha, e non ha neanche conquistato militarmente, se non in alcune sue parti. Aggiungo, ove mai si arrivasse al cessate il fuoco e poi a un'ipotetica pace, cosa dobbiamo consentire all'Ucraina? Di avere un esercito ridicolo che residua di qualcosa come 200.000 effettivi rispetto agli 800.000 che Zelensky considera necessari per potersi difendere? E poi con quale tipo di armamento rispetto ad un eventuale e possibile a quel punto, perché guardate, se finisse così Putin non avrebbe più nessun tipo di argine, farebbe adesso quello che immaginava di poter fare 3 anni fa, cioè invadere l'Ucraina dalla sera alla mattina e arrivare tra 2 ali di folla festante fino a Kiev, no? Se questo non è successo è perché noi abbiamo sostenuto la resistenza ucraina e, ripeto, abbiamo fatto bene. Ma questa è la pace che riguarda l'Ucraina e che Putin e Trump stanno negoziando? Quella che contempla poi elezioni in Ucraina e un governo fantoccio vicino alla Russia e a Mosca, così come è accaduto in Bielorussia con Lukashenko? E poi, ancora, dall'altra parte, questa pace presuppone il diritto di sfruttamento delle risorse energetiche e principalmente delle terre rare fino al 50% del totale da parte degli Stati Uniti? Ecco, tirando le fila, questa è pace? È questa la pace che noi abbiamo che loro hanno in testa? Beh, se è così,
io dico che l'Europa farebbe bene a preoccuparsi e ad opporsi, perché è una pace che non garantisce nulla, anzi dà vittoria finale a Putin. E prevedibilmente, anche qua in Italia c'è una polemica assurda, perché si dice ma quando mai, ma figurati se poi si allargherebbe alle repubbliche baltiche, ma quando mai? Questi sono gli stessi che dicevano 2 anni e mezzo fa, ma quando mai Putin invaderà l'Ucraina? Quando mai l'ha detto? Dove sta scritto? Dopo 3 giorni l'ha invasa. Quindi voglio dire, anche noi su questo abbiamo un misto di provincialismo e di cinismo che sono preoccupanti e pericolose. E la stessa cosa si potrebbe dire, guardate, su Gaza. Non è diversa la situazione lì, perché anche lì la pace qual è? Quella nel video intitolato Trump Gaza, nel quale, esatto, Washington trasforma Gaza nella Miami del Medio Oriente, no? Tra donne seminude che ballano, casinò, resort a 5 stelle extra lusso e enormi statue tutte d'oro di Trump agli angoli delle strade, e 2,5 milioni di palestinesi evacuati dalla striscia. Ecco, domanda anche qua. Questa è la pace in Medio Oriente? Di questo stiamo parlando? Beh, se è questo, di nuovo, l'Europa o quel che resta dell'Europa farebbe bene a preoccuparsi e ad opporsi. Quindi dico, alla fine, tutti siamo per la pace, tutti vogliamo la pace, ma non possiamo dire sia una pace qualunque, perché ne va della nostra, intanto dei nostri valori, se ancora ce li abbiamo, se ancora crediamo che questa parte di mondo abbia qualche cosa da rivendicare in termini di difesa dei principi, di tutto quel che siamo stati e che in parte ancora siamo, la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il welfare, i diritti, le costituzioni, il diritto internazionale, gli organismi multilaterali, cioè tutto quello in cui abbiamo in qualche modo creduto tra alterne fortune in questi 70 anni e tutto quello che ci ha garantito una relativa pace in questi 70 anni. Se crediamo a tutto questo, allora dobbiamo dire, signori, fermatevi, perché quella che ci state proponendo non è una pace, è la vostra pace, quella degli affari, ma che transita sulla testa e sulla pelle di alcuni milioni di persone, e dunque no. Okay. Presidente, sulla nostra rivista abbiamo pubblicato la recensione del vostro libro e l'abbiamo trovato come illustrazione una cartina presa da Wikipedia che illustra tutti i paesi che lei ha visitato. È impressionante, cioè lei è un globetrotter come pochi al mondo. E c'è anche non è ancora finita. Ed è raffigurata anche la Groenlandia. Lei c'è stato in Groenlandia? Ecco, ci può dire cosa pensa oggi? Perché Putin, l'ultima che ha detto è che è pronto, per quanto lo riguarda, a dare carta bianca la Groenlandia, prima di tutto, ha meno abitanti di Venezia, che non ne ha molti, Cioè, la Groenlandia ha gli abitanti di Sassuolo circa, è fatta con una comunità interessantissima, perché c'è una comunità abbastanza unita, sempre abbastanza omogenea, abbastanza pacifica, con la chiesa interreligiosa in cui hai il turno fra i protestanti, i cattolici, i musulmani, gli ebrei, no? E l'idea che questa venga conquistata, però è un territorio immenso e soprattutto, a parte le terre rare, guardate che fra poco alla via di navigazione del polo c'è. Allungano sempre più, per noi è un problema, perché viene il Mediterraneo, viene saltato, economico voglio dire, un problema. E quindi come penso che finisca? Secondo me
non la conquista perché poi non gliene frega niente, fanno un contratto per le terre rare e poi ci mettono 5 basi americane nel territorio. Ecco, secondo me finisce così. Questo è quello che io penso alla fine, se Trump insiste, sia l'esito finale, cioè la Groenlandia che non può essere conquistata ma che è comprata. Ecco, questo è quello che io penso essere il futuro, e penso che la pace in Ucraina alla fine, o perlomeno la tregua, adesso la pace lasciamola stare, la tregua arrivi, perché sia Trump che Putin si sono spinti troppo avanti e che alla fine Zelensky la debba accettare, perché con questa esitazione che gli americani aiutano, ma aiutano sempre meno, la posizione di Zelensky è una posizione terribilmente difficile. L'Ucraina aveva prima della guerra 42 milioni di abitanti, adesso ne ha 31, pensate, sono andati via, sono tornati, eccetera. Il problema, adesso la leva militare è stata portata fino ai ragazzi di 18 anni, parecchi sono scappati e così via. Alla fine finisce come ha tristemente detto prima Giannini, cioè con una pace. Poi guardate, ma vi rendete conto che la pace in Ucraina è trattata in Arabia Saudita? Sembrerebbe una roba, cioè proprio quando io dicevo prima, guardate che è il rapporto fra gli oligarchi, fra quelli che governano un paese che non darà mai noia al governante, è una cosa anche simbolica, no? E qui mi unisco a quanto ha detto Giannini prima, che l'Europa proprio non ha fatto neanche un tentativo di mediazione. L'ha fatto la Turchia, l'Arabia Saudita, un po' il Brasile, non c'è stata una missione europea. Allora se arriviamo a questo punto, io dico, veramente c'è un problema di scuotere Bruxelles, no? Ma i limiti li ho già descritti, è inutile che io ripeta. Io mi auguro solo che ci sia qualcosa di non iniquo, ecco, non troppo iniquo, almeno questo. Ecco. Poi c'è il problema di che sistemazione dare alla Ucraina, non facile anche questa, perché è difficile fare, anzi è impossibile dare l'appartenenza all'Europa a un paese ancora in guerra. Ci sono tutte le condizioni e poi le divisioni peseranno su questo. Riflettete sulla cosa, che se l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea ovviamente avrebbe diritto a una grande parte dei sussidi agricoli. La Polonia la Polonia, che è il grande difensore dell'Ucraina, si è già opposta al passaggio del grano dalla Polonia perché ne abbassava il prezzo. Quindi il problema della gestione successiva è molto più complicato di quello che non viene fatto adesso. E vedrete che anche su questo tenteranno un accordo Putin e Trump, cioè la tregua sarà confermata. Io mi auguro che ci siano poi i caschi blu dell'ONU a garantire la prima linea della tregua, dietro truppe più robuste, che non mi scandalizzerei se fossero sia europee che cinesi, ma qualcosa di... perché stranamente i cinesi hanno fatto questa ipotesi, ma certamente una difesa in secondo livello. La prima linea deve essere l'ONU. Queste sono
sempre stati i miei debole che sia, ma simbolicamente la prima linea di difesa. Poi però il rafforzamento della pace, perché altrimenti finisce in una erosione continua della sovranità ucraina. Questo è il tragico destino se noi non costruiamo una forza di pace robusta. L'Ucraina da sola non la tiene, poveretti. Sì, ma è possibile ipotizzare anche in maniera un po', se vogliamo, fantascientifica, un gioco tra Russia, Stati Uniti e Cina, in cui ci sono una partita in cui io prendo la Groenlandia, tu ti prendi l'Ucraina, tu ti prendi Taiwan, cioè c'è una... Ho paura di sì. Dico paura perché nessuno lo sa, ma quando io ho detto guardate che questo dialoga solo con le grandi potenze, l'obiettivo è arrivare a questo, no? Questo è, parlano di una seconda Yalta, no, perché non ci sono i confini precisi, ma una simili Yalta, cioè la divisione del mondo fatta tra potenze così grandi che non possono essere contestate. Ho paura che è qui che ci vorrebbe il ruolo svelto dell'Europa, di dire noi siamo, ma la democrazia è lenta. Vede, io in questi ultimi anni, poi anche ieri a Bruxelles, mi sono speso per un progetto, cioè università paritarie nel Mediterraneo. Cioè il Mediterraneo è una tragedia, solo investendo sulla nuova generazione possiamo fare. E allora ho proposto 30 università paritarie, vuol dire una stessa università con la sede ad Atene e al Cairo, a Napoli, a Tripoli, a Marsiglia, no? Con lo stesso numero di professori del sud e del nord, perché non si regge più un'università nostra che ha la filiale là, non viene più accettata. E a Bruxelles da anni sono entusiasti, eccetera, ma questi progetti che ha i suoi frutti dopo 8 anni, perché abbiamo costruito l'università, non interessano ai leader democratici. Ma è un dramma grosso, perché per l'auto elettrica e per l'intelligenza artificiale, ma cosa credete perché la Cina ha un ruolo così importante? Perché da 15 anni che hanno una strategia precisa e la perseguono. Il problema della continuità è drammaticamente importante nel positivo e nel negativo. Io dicevo sempre scherzosamente che le trattative fra il Vaticano e la Cina sono le più difficili perché nessuno delle due ha il senso del tempo, no? Ed è così il mondo, no? Se io posso pensare solo a quando scade il mio mandato e non posso fare le cose di lungo periodo. Sì, tornando un attimo agli Stati Uniti, io non sono tanto d'accordo con te e con il professore perché mi pare che siete saltati già le conclusioni, cioè la situazione è molto variegata nello stesso campo repubblicano. Interessante il fatto che la Stefanik sia stata ritirata da ambasciatrice presso le Nazioni Unite, perché è importante che sia dentro la House presente, che c'è il rischio che vadano sotto. Inoltre gli Stati Uniti a parte i pesi e i contrappesi che sono ben noti come sistema, è un sistema federale in cui quello che a me preoccupa, e di questo volevo arrivare un po' al punto, l'abbattimento, le picconate che sono date alle istituzioni federali, alle agenzie, ai ministeri, in realtà portano, i poteri negli Stati. È possibile immaginare, date le circostanze, in forme di secessione come alcuni film di fantapolitica, e invece di avere il Canada come 51esimo Stato, avremo Canada più Maine, New England,
California, Oregon. È una cosa possibile, no? Guarda, è affascinante la tua tesi, affascinante ma anche inquietante, perché è uscito, mi pare l'anno scorso, 2 anni fa, un film splendido ma agghiacciante che si intitolava Civil War, esatto, che raccontava esattamente un'America che regrediva allo Stato prefederale, nel quale ciascuno degli stati che si unirono alla fine del Settecento invece fanno la guerra perché si dividono, si vogliono dividere, ognuno va per la sua strada, una guerra sanguinosa, una guerra civile. Quindi il passaggio che tu descrivi, per come stanno andando le cose, per l'approccio dispotico che Trump adotta nella gestione del potere e anche per la corruzione dell'anima profonda degli Stati Uniti d'America, corruzione in senso etico-morale, non le tangenti, sia chiaro. Mi fa pensare che se si dovesse arrivare ad uno scenario come quello che tu descrivi, ci si arriverebbe, purtroppo temo, in forma quasi militare e comunque sanguinosa, traumatica. Non vedo un processo democratico di secessione degli stati che dicono a Trump no, con te non ci stiamo più, facciamo gli Stati Uniti del Canada, no? Non mi sembra aria, anche perché, diciamo, per quel poco di esperienza che ho negli Stati Uniti, ho parenti laggiù, italiani, trasferiti lì, partiti con sani principi progressisti, adesso sono più trampiani di Trump. Uno di questi, figlio di alcuni miei zii, ha cambiato stato perché lo stato nel quale stava con sua moglie e i suoi figli era troppo progressista e quindi ha scelto di andare a vivere in una piccola comunità di 9.000 persone nell'Idaho, dove non manda i figli a scuola, li fa studiare a casa perché la scuola contamina le menti, che è esattamente l'operazione che sta facendo Trump. E allora io ho sempre pensato che se arrivano a questo persone alle quali voglio bene, che sono miei parenti, che hanno condiviso con la mia famiglia i valori nei quali abbiamo creduto per alcune generazioni, allora vuol dire che lì sta succedendo veramente qualche cosa che noi stessi da qua fatichiamo a comprendere, no? Allora mi viene un altro pensiero in realtà, perché anch'io sono convinto che non tutto sia perduto, del resto altrimenti non avremmo scritto un libro che si intitola Il dovere della speranza. Però penso un'altra cosa, cioè intanto i democratici, in quanto militanti o dirigenti dell'asinello del Partito Democratico Americano, sono talmente devastati e disorientati che al momento non sembrano capaci di reazione, tant'è vero che gli unici di cui sui giornali americani che ancora raccontano qualche verità si parla sono di nuovo Bernie Sanders da una parte e la Ocasio-Cortez dall'altra, no? Stanno facendo il Posso morto. aggiungere? Sì, Aggiungere, ma non sta demolendo lo Stato centrale, sta demolendo la parte democratica, esatto. cioè il Ministero dell'Istruzione. Sta svuotando Washington. No, in modo selettivo. Ma la proprietà Washington non vale più niente. Sì, in modo selettivo perché la struttura degli aiuti all'estero, American Aid, certo. Il Ministero dell'Istruzione, è proprio politicamente indirizzata la sua strage degli innocenti. Ecco. Ma infatti, se posso aggiungere e completare il ragionamento, perché ho poca fiducia nei cosiddetti anticorpi democratici di quel paese, perché la differenza che c'è tra Trump 1 e Trump 2 è esattamente questa, cioè Trump 1 2016-2020 vince le presidenziali, viene considerato quasi un incidente della storia, ma prova in qualche modo, forse non se l'aspettava neanche lui di vincere, a portare avanti il MAGA nella maniera che sappiamo, tra inchieste, scandali, eccetera.
Ma il Trump 2 è un'altra cosa, come ha detto il professore, cioè dietro c'è intanto un pensiero e poi una strategia. E la differenza rispetto al Trump 1 è che non è un incidente della storia, ma è qualche cosa che sta lì per rimanere. Attraverso che cosa? E qui, anche qui l'ha già detto il professore. Quando tu chiudi nella stessa stanza l'uomo più potente del mondo e l'uomo più ricco del mondo, al quale l'uomo più potente del mondo affida un compito preciso. Io creo il Doge, cioè in Italia l'abbiamo fatta la Casareccia, ci abbiamo provato la famosa spending review, no? Lì l'hanno fatto in modo scientifico. Trump ha detto a Musk: io ti do l'incarico di devastare il deep state, che è esattamente quello che negli Stati Uniti, nell'alternarsi tra presidenze americane e repubblicane, garantiva la continuità, cioè le strutture istituzionali, militari, il complesso militare industriale. Quello in America non cambia praticamente mai, al di là dello spoil system ai vertici più alti, no? Bene, Musk ha come compito quello di spazzare via tutta quella roba là, che sono esattamente gli anticorpi sui quali poggiava quella democrazia, no? A questo aggiungi che Trump furbescamente nel primo mandato una cosa l'aveva già fatta, aveva nominato 3 giudici della Corte Suprema, perché il vero alter ego, al di là del Congresso, della Casa Bianca negli Stati Uniti è la Corte Suprema. Lui si era nominato 3 giudici suoi nel primo mandato e così, e sono quelli che hanno consentito di creare la maggioranza nella sentenza di luglio che precedeva le elezioni del 5 novembre, che ha stabilito la rieleggibilità del presidente, nel caso specifico di Trump, a prescindere da tutti i guai giudiziari che aveva, no? Una specie di lodo Schifani fatto negli Stati Uniti ante litteram. Allora, completo il ragionamento. Per queste ragioni non credo che la resistenza arrivi né dalle strutture federali, che ripeto, sulle quali Musk sta lavorando col piccone, né dalla, diciamo, base politica dell'opposizione, dei democratici, ma ho una speranza ce l'ho. Ed è l'altra, anche qui avevamo fatto un cenno all'inizio, cioè ho la sensazione che possano diventare un grosso problema per Trump esattamente quei portatori di interessi che lo hanno fatto vincere questa volta e che erano assiepati alle sue spalle insieme a Musk all'Inauguration Day, cioè Jeff Bezos, il capo di Amazon, il capo di Google, il capo di Microsoft, il capo di Apple, tutta la filiera del capitalismo della sorveglianza e tutti gli strapotenti della Silicon Valley, che in questo momento, alla luce del casino che Trump sta combinando anche solo sui dazi, hanno perso un'ira di Dio in borsa. Wall Street in 2 sedute ha perso 5.000 miliardi di dollari. Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? E le 7 sorelle, come chiamano le prime 7 conglomerate della Silicon Valley, sono quelle che hanno perso di più. Tesla ha perso il 50% del suo valore in borsa in 2 mesi, laddove il 50% del valore di Tesla equivale, signori, a 900 miliardi di dollari. Il 50%, 900 miliardi di dollari. Ne restano altrettanti, ma 900 miliardi sono tanti per uno come Musk, no? È vero che ne ha a strafottere, come si dice a Roma, però voglio dire che alla fine potrebbe essere di nuovo Clinton, it's the economy stupid, cioè se continua così alla fine quello che potrebbe succedere è che si rivoltano le mosche del capitale, come avrebbe detto Volponi in Italia tanti anni fa, si rivoltano i fondi. Considerate che a far vincere Trump sono stati i 3 fondi più importanti, hanno sostenuto la sua campagna elettorale, i 3 fondi più importanti che hanno in mano le leve del pianeta, la gente lo sa poco questo. BlackRock amministra fondi a livello globale per 12 trilioni di dollari, cioè 12.000 miliardi di dollari. Primo fondo di investimento al mondo. Secondo fondo di investimento al mondo, Vanguard. Massa amministrata 9,5 trilioni di dollari. Terzo fondo
al mondo, State Street, 4,5 trilioni di dollari. Questi hanno fatto stravincere Trump. Adesso, già ora, in queste ultime settimane, 50 miliardi di investimenti sono defluiti da Wall Street e se ne stanno andando altrove. Allora, se questi a un certo punto staccano la spina, Trump rischia di andare a sbattere. È la mia speranza. Con la parola speranza forse possiamo chiudere questa conversazione che è durata abbastanza, è stata molto ricca e interessante. Ringrazio moltissimo Massimo Giannini e il Presidente Prodi per essere stati qui. E Venezia è una città che potrà anche avere un ruolo probabilmente nel suo piccolo, ma anche come città simbolo per alimentare la speranza di pace in qualche modo. Io penso proprio di sì. Vi ringrazio della bella accoglienza e questo è un incanto. Prima avevamo detto che parlavamo di cose dietro nella storia, ma di fronte a questa stanza abbiamo parlato solo di cose troppo recenti. Si può solo ammirare. Grazie.